Cortesia! Io non so chi mi ha sentito stamattina, parlavo del nuraghe irraggiungibile, no? Siamo davanti al nuraghe Monte Piscamo, il nuraghe irraggiungibile. Mi piacerebbe che qualcuno scrivesse una favola sul nuraghe irraggiungibile. Mentre facevo la fila col piatto per avere il cibo, si è avvicinato il disegnatore del disegno che mi ha fatto i complimenti per quello che avevo detto e ha detto una cosa che adesso io riporto. Ecco, lo ha colpito il nuraghe che casualmente è separato adesso dal nostro mondo. Casualmente, non è casualmente, è stato il progresso, no? È il progresso che ha separato il nuraghe, così come il progresso ha separato da noi il mondo dei nuraghi e la civiltà dei nuraghi, di cui noi crediamo di essere diretti discendenti, no? Anche a me, per primo, che faccio questo mestiere, piacerebbe immensamente potermi considerare il loro diretto discendente ed erede e conoscere per esperienza diretta quello che era quel mondo, ma questo non possiamo farlo purtroppo, perché non è così. Noi siamo lontani da quel mondo. Quello che ci ha separato è il progresso, la civiltà. Il lago artificiale che serviva un tempo per portare l'acqua per irrigare le risaie, che serviva per l'idroelettrica, l'energia elettrica, così non si può più usare l'acqua di olio, quello che non insegni con elettrica, ha portato tutto il nostro mondo, le nostre case, le nostre strade, le nostre automobili, le nostre calcolatrici, tutto quello che oggi abbiamo, di cui non potremmo fare a meno. Senza queste cose oggi saremmo disperati, no? Perché non saremmo quello che siamo oggi, ma non saremmo neanche quello che erano loro, perché non avremmo le loro esperienze. Il nuraghe irraggiungibile è un simbolo di quello che è realmente il nostro rapporto col mondo. Ci vuole tanta fatica per immaginare un altro mondo, cercando di liberarci dalle nostre esperienze che ci avvolgono, che ci fanno vivere, e tentare appunto di avvicinarci a quel mondo. La tecnologia fa tanto per questo, però non basta, ci vuole anche un pochino di proiezione, non lo so, ho sospirato, avete capito cosa ho fatto? Ecco. Quindi tentiamo di immaginarci allora un mondo diverso. Torniamo allora indietro di 70 anni, 80 anni, immaginiamoci qui non questo lago, anzi questo grande mare, ma immaginiamoci una gola stretta e profonda, con i due versanti che si colano l'uno dall'altro, e qui c'è un mondo, qui c'è un altro mondo, credo anche geologicamente, il mondo del basalto e il mondo delle trachiti, degli imbriti, e anche forse una frontiera culturale, no? Passa il grande fiume, il più grande fiume della Sardegna, all'interno di questa gola che è un po' una frontiera, un po' una via di comunicazione, e costellata su entrambi i versanti di questi monumenti. Qui questo di Ardauli è al momento attuale l'unico superstite, ce n'erano forse degli altri. In realtà Ardauli è importante soprattutto per un passato ancora più antico, ancora più lontano, ancora più misterioso veramente per tutti, che è il mondo delle culture penuragiche, il mondo che ci ha lasciato soprattutto le Domus de Llanas, le case delle fate, che non sono case e non sono delle fate naturalmente, ma così i nostri antenati ce le hanno consegnate appunto con questo nome di favola. Le case delle fate, perché si favoleggiava di questi esserini piccolissimi, gli unici che possono vivere in quelle case minuscole appunto, si potevano vedere solo di notte quando tessevano fili d'oro con i telai d'oro. Di giorno nessuno li ha mai viste, infatti nessuno li ha mai viste naturalmente. Quello è il passato più mitico ed è quello che ad Ardauli si conosce meglio. Poi ci sono i nuraghi purtroppo ad Ardauli sono un pochino meno conosciuti, sono più conosciuti sull'altro versante. Quindi questo è un esempio di quello che c'era appunto
un po' lungo tutta questa, questo corso del fiume che era appunto via di comunicazione e frontiera.